Signore e signori, buonasera. Si concludono questa sera le prove semifinali con l'esecuzione degli ultimi 3 concorrenti. Al termine, la giuria si riunirà per decidere quali saranno i 6 finalisti e non sarà certo un compito facile, considerando la preparazione dei violinisti. A tarda notte, cioè al termine della riunione, i risultati verranno esposti al cancello dell'Associazione Rodolfo Littizia, in via Don Bosco, e nell'atrio dell'auditorio. Prima di annunciare il primo concorrente è doveroso un ringraziamento alla giuria, che in questi giorni è stata veramente impegnatissima, ad iniziare dal presidente, il compositore Fernando Sulpizzi, italiano, e dagli altri illustri membri, che indicherò in ordine alfabetico: Carlo Chiarappa, Italia; Nestor Aigler, Argentina; Takumi Kubota, Giappone; Wolfgang Marschner, Germania; Jerker Murzakalir, Kazakistan; ed Evangelos Papadimitris, Albania. Un caloroso applauso va anche ai pianisti che con tanta maestria hanno accompagnato i violinisti, sia quelli personali dei concorrenti, sia quelli ufficiali del concorso, nello specifico Inga Zerzer, Russia, e François Quilliam, Francia. Prego di fare un applauso. Passo ora ad annunciare il primo violinista di questa sera, Yang Zhang. 20 anni, viene dalla Cina ed eseguirà in ordine Baggiani, sfere alterne per violino e pianoforte; Schumann, sonata in La minore, opera 105; Paganini, capriccio numero 24 dall'opera numero 1; Szymanowski, notturno e tarantella, opera 28. Verrà accompagnato al pianoforte da François Quilliam.